Benvenuti campioni d'Italia. Lascia un mi piace al nostro video e iscriviti al canale per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie della nostra squadra del cuore. Forza Napoli sempre! Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, recentemente diventato campione d'Italia per la quarta volta nella sua storia, ha rilasciato un'intervista. Di seguito le loro dichiarazioni. Chi sono stati gli artefici di questo scudetto? La mia scelta è ricaduta sicuramente su Antonio Conte, che seguivo da anni, avendolo conosciuto alle Maldive una decina di anni fa. Tra noi si era instaurato un ottimo rapporto di amicizia e stima, e quando, a un certo punto, a novembre, l'ho invitato ad aiutarci, mi ha detto: «Guarda, Aurelio, siamo molto amici. Non ho creato io la squadra e preferisco arrivare a giugno. Abbiamo tempo per costruire qualcosa di importante insieme». E così è stato. Quale dei due scudetti ti ha dato più soddisfazione? La prima è stata un'avventura molto diversa. Giocavamo anche noi in Champions League, ma avevamo 16 punti di distacco dalla seconda. Era un campionato già annunciato a marzo. Qui, invece, è stata una lotta all'ultimo miglio. Quando sento i giornalisti dire «è stato un campionato più debole». Sciocchezze. Il fatto stesso che tutti si siano rinforzati e abbiano lottato per il quinto, il quarto, il terzo, il secondo e il primo posto significa che i punti stanno diminuendo. Significa che ci sono più pareggi e quindi meno vittorie ovvie. Ma poi, voglio dire, nessuno si è accorto che con la nuova Champions League ci sono più partite da giocare che tolgono energia al campionato? Conte resterà al Napoli? Secondo lei, sono domande da porsi in un matrimonio? In un matrimonio, la moglie non vuole mai sapere se il marito la tradirà o viceversa. Ognuno dei due si aspetta che l'altro rispetti gli accordi firmati davanti a un contratto e agli avvocati, o davanti a un prete quando si tratta di matrimonio. Il problema è che bisogna sentirsi a proprio agio in un certo ambiente. Se non ci si sente a proprio agio e si soffre per questo, bisogna cambiare ambiente. È quello che è successo con Spalletti. Con Conte c'è uno straordinario rapporto di stima reciproca e grande professionalità, per questo lo ringrazio. Lo scudetto è tornato a Napoli dopo 2 anni. Vincere 2 volte in 3 anni contro squadre del Nord non è facile. Soprattutto quando si cerca di tenere in ordine le proprie finanze e di non avere debiti. Quindi, Conti e Conte, vedete come le cose vanno bene insieme. Ora vedremo. Lascia un mi piace al video così YouTube potrai avvisarti dei prossimi video del canale. Grazie. Continua. È la stessa cosa ogni anno. Quando ero alla Lazio e all'Inter, per fortuna ci sono richieste, dall'Italia, dall'estero e dall'Arabia Saudita, ha detto Inzaghi ai giornalisti lunedì. Ma credo che sarebbe folle pensarci adesso. Come ha detto il presidente dell'Inter, con cui ho un ottimo rapporto, il giorno dopo la partita ci siederemo e parleremo, come abbiamo sempre fatto in questi anni. Con un unico obiettivo, il bene dell'Inter. L'Inter cercherà di lasciarsi alle spalle il dolore per la sconfitta subita all'ultima giornata contro il Napoli quando sabato affronterà il PSG nella finale all'Allianz Arena. Venerdì non è stata una giornata facile, credetemi. È stato un campionato molto difficile da digerire. Ma non ci si guarda indietro. Nel calcio bisogna sempre guardare avanti. Andiamo avanti, ha detto Inzaghi. Ho rivisto i ragazzi oggi. Abbiamo cenato insieme in un locale all'aperto. Dopo Como non avevo voglia di parlare, ma oggi li ho visti bene. Ci aspetta una partita importante, ma questo gruppo mi ha sempre entusiasmato e credo che farà lo stesso sabato. Inzaghi ha fornito un aggiornamento sulla situazione dell'attaccante e capitano Lautaro Martinez, che ha saltato 3 partite di Serie A per un infortunio muscolare ed è rimasto in panchina nella vittoria per 2-0 di venerdì contro il Como. Sta bene, era già disponibile per la partita contro il Como, ha aggiunto. A Como, se ci fosse bisogno, avremmo il capitano in campo. La partita stava andando bene per noi e decisi di aspettare. Qual è la tua opinione, tifoso del Napoli? Pensi che Conte rimarrà a Napoli o no? Voglio sapere la tua opinione nei commenti. Lascia un mi piace al video e iscriviti al canale. Forza Napoli sempre!